Benvenuti in questo nuovo vloghino pre-partenza, perché oggi è venerdì, non è ancora sabato. Allora, sono piena di glitter, non si vedono, no, voi non li vedete, sono piena di glitter, perché volevo fare le unghie un po' diverse questa volta, invece che mettere gli adesivi, mettere quelle polverine. Nell'altro video vi avevo detto che oggi mi sarei voluta dedicare un po' a me, quindi sto cercando di capire da dove partire, perché io vorrei fare i capelli, vorrei fare la tinta fucsia, però dovrei tenerla su almeno fino a domani mattina. Io domani mattina lavorerò quindi, ma mi sono riempita di... no, ma pensavo di avere glitter anche qua, ben probabilmente sì. Devo cercare di capire come organizzarmi. Allora, per prima cosa, secondo me, ho fatto andare la lavatrice, prima cosa in assoluto da fare. Poi vorrei mettere sulla tinta. Per farlo devo lavare i capelli e asciugarli, perché devono essere lavati e asciutti, quindi perdo un casino di tempo e faccio prima a lasciarli così, sinceramente. Però volevo dare un po' una sistemata a sti capelli, perché sono un po' da... non mi piacciono, più che altro non tanto qua quanto qua dietro non mi piacciono, no? Quindi dare un po' di colore sistemerebbe un po' la situazione. E poi vorrei fare le unghie e vorrei fare anche altre cosine, e dovrei anche vedere di tirar fuori qualcosina di più leggero per domani, per il weekend, perché se qua fa molto caldo non oso immaginare al mare. Va bene che c'è sempre l'aria del mare, quindi alle volte fa più caldo qua che al mare in questa stagione, però comunque un po' di caldo ci sarà e non posso di certo andare con una dolce vita, che sto morendo di caldo anche qua, come ieri, uguale. Quindi adesso sto pensando a cosa fare per prima. Innanzitutto dovrei mangiare. La prima cosa proprio in assoluto, vediamo se sta appoggiato qua. È molto rischioso. Prima cosa in assoluto sarebbe mangiare, no? Così, no, giusto per dire. Quindi adesso penso cosa mangiare. E la casa è sistemata, è già tutto a posto, per fortuna. No, ma la mattina prima di andare a lavorare io passo l'aspirapolvere in bagno, sistemo il bagno, insomma, così poi quando torno a casa è a posto. E poi rifaccio il letto, quindi faccio prendere aria alla stanza e poi rifaccio il letto. Queste sono le due cose che faccio quasi sempre la mattina. Pulisco la stufa sempre la mattina, quella sempre, che così sono già 3 lavori in meno da fare al ritorno. Bisogna sapersi organizzare in modo da avere più tempo libero per se stessi, ecco, perché è molto importante anche quello. E niente, cosa vi dico? Sono appena andata in bagno prima, devo tornare in bagno, cioè veramente sta vescica che non si svuota mi sta mandando fuori di testa, e passare il weekend fuori casa sarà difficile perché non ci sono bagni così. Vediamo, al mare è diverso perché comunque c'hai quelli sulla spiaggia, bene o male non saranno tutti aperti, ma insomma già a inizio marzo ce n'erano abbastanza aperti, quindi qualcosa trovo. Beh, posso anche dirvelo, in realtà oggi è il compleanno di mia mamma, devo chiamarla anche perché mio papà non so se è già stato operato o meno, ha fatto un altro intervento, sempre al cuore. L'aveva già fatto l'anno scorso, ma comunque avrebbe dovuto rifarlo e era giunto il momento. E niente, quindi devo un attimo sentire, perché al lavoro ho lavorato, no, cioè, no, per dire, ma sono stata impegnata stamattina abbastanza e quindi non ho avuto modo di prendere il telefono e telefonare, insomma. Vabbè, adesso decido da cosa iniziare. Io prima chiamo mia mamma, poi tinta, poi decido il resto. Allora, io sto tagliando i capelli, cioè, ma li vedete che sono... No, dal video sembrano più... come posso dire? No, più gialli, più... Oddio, come si dice quando... più calore, quindi c'è più giallo, più biondo grigio. Sono un grigio scuro biondo, però non si capisce cioè non si capisce. Comunque, avevo anche un capello bianco qui. Io lo chiamo color topo. Ecco, io lo chiamo color topo. Sto facendo sto lavoretto qua, cioè veramente è color topo. Tinta,
eccola qua, e devo asciugare i capelli però, ma prima finisco di rifinire un attimo il taglio, poi 14:28 è già tardi, devo applicare la tinta. Applicata la tinta faccio altro e stendo la biancheria, che la lavatrice sta finendo, e poi faccio altro. Allora, tinta messa, macchiata la pelle, mi sono macchiata la pelle, qua dietro anche, perfetto, tutto nella norma. Devo farvi vedere, quindi adesso faccio una cosa, poi vi faccio vedere cosa mi è arrivato all'interno della Degusta Box Cold, la versione fredda, quindi la versione con i prodotti da frigo. Ottima, io posso solo dirvi ottima, non ho guardato le scadenze, io spero fino alla prossima settimana mi arrivino queste cose, mi durino fino alla prossima, perché sennò sono un po' incasinata andando via il weekend. Comunque, tra poco vi faccio vedere cosa ho trovato all'interno di questa box, che è un servizio in abbonamento. Io avevo acquistato la box di aprile e la box di ottobre. Quindi niente, mi arriverà anche in ottobre. Questa è la Degusta Box che io consiglio a tutti ogni volta, non quella classica, ma questa qui che esce 2 volte l'anno. E questa ha sempre prodotti veramente ottimi, quindi ve la posso solo che consigliare. Detto ciò, aspettate un secondo e arrivo. Allora, eccomi qua. Diamo una sbirciata insieme perché io non ho guardato bene le cose, le ho solo messe in frigo. Allora, mascarpone senza lattosio, questa è la linea dell'Eurospin, scadenza il 6 giugno, quindi perfetto. Poi questi snack di Asiago DOP, stagionato oltre 3 mesi, gusto dolce e delicato. Poteva esserci questa versione oppure il grana padano. Io avrei preferito il grana, sinceramente, mi piace molto come snack, ma vabbè, niente. Poi di Mamma Emma, gnocchi con ragù alla bolognese, una porzione. Ah, ma dai, novità, mixa e gusta. Ah, qua c'è il sugo praticamente in questa vaschetta più piccola e nell'altra c'è la pasta. No, ci sono gli gnocchi, scusate, gli gnocchi non è pasta. Vabbè, bella sta cosa. Poi una monoporzione di purè del marchio Patamore. Ha la scadenza. Vi faccio vedere anche le scadenze. 15 luglio. Questo invece, vediamo, 7 di maggio, quindi c'è ancora tempo, assolutamente. Poi il purè 25 aprile, il purè. Poi qui c'è dello yogurt Fattoria Scaldasole bianco magro, yogurt biologico. Beh, è qua sopra la scadenza, 24 di aprile, quindi c'è ancora tempo. Snack rolls, salame Milano e formaggio Edamer di Fratelli Beretta, eccoli qua. Volevo mangiarli ieri sera, poi ho detto no, devo fare il video, non posso già mangiare la roba. 17 maggio la scadenza. Mi è arrivata la box il 3 di aprile, per farvi capire i tempi, quindi la roba ha scadenza anche in là, insomma. Vabbè, non è una box to go questa, è la Degusta Box, quindi è un'altra cosa, però insomma le scadenze sono molto buone. Questo dura fino a 8 ore fuori dal frigo, apri e gusta, focaccina con il tacchino, 25 di aprile. Poi qui c'è un barattolone di ricotta caseificio Valcolatte 1914, la gustosa, 250 grammi. Questa vediamo in base alla scadenza, poi 25 del 4, ok, allora la posso tenere ancora in frigo tranquillamente. Questi burger parmareggio, questi sono alle melanzane e pomodoro. C'era anche un'altra versione, 17 di maggio. Poi salsicce beretta già cotte, puro suino. Poi c'è questo spalmabile vegetale, sì, è chiuso, ok, della Chioene a base di anacardi, basta che non ci siano le nocciole, a base di anacardi, preparazione vegetale, no, anacardi, nocciole in grande non c'è scritto. Ultimi due prodotti top: salmone selvaggio Sokai, vero? Si dice così, al naturale, fetta classica non affumicato, sono 70 grammi. E poi altro salmone norvegese affumicato, fetta superior, 100 grammi. Cioè, ragazzi, cosa possiamo pretendere di più?
Per me è un'ottima box. La scadenza del salmone non ve l'ho detta, 22 aprile questo qua da 70 grammi, mentre l'altro il 26 di aprile, quindi assolutamente c'è tutto il tempo per consumare questa roba. Ottima box. Vado a fare ancora qualcosa in casa. Fa la nanna. Ah, ti sei svegliato? Da qua si vede meglio. Che bello! Il mio busichino. Ehi bue. Ehi bue. Eh sì. E lui non mi sente neanche. Chi sta meglio? Svaccato? Tranquillissimo qua. Nessuno gli rompe le scatole. Ah, sta sognando anche. Bene. Comunque veramente spettacolo di meteo anche oggi, davvero. Spettacolo anche oggi.